non sono. Alleluia. Ci sono ancora quelli che stanno arrivando. Chi è felice questa sera? Alza la mano. Alzatevi le mani tutti che sono contenti di venire a casa del Signore. Nei libri di Salmi 122 dice: io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa dell'Eterno. Girate il tuo fratello e dice: io sono contento, e tu? Prendi la mano del tuo fratello e dice: io sono contento, e tu? Siamo qui nella casa del Signore per adorare il suo nome. Gloria a Dio. Oggi è un giorno di gioia. Amen. Preghiamo al nostro Dio. Tu puoi alzare la tua voce perché il Signore possa benedire questo culto, possa benedire la nostra vita. Alleluia. Grazie Signore. Grazie per tutto, grazie per la pace, grazie per la vita, grazie per la unzione che il Signore ha dato a noi. Grazie per tutto, Padre. Grazie perché oggi siamo alzati con vita, con gioia, perché il tuo Spirito vive dentro noi. Che il Signore possa benedire ognuno qui in questa sera. Che il Signore possa benedire ognuno, che possiamo uscire da qui oggi diversi, pieni del tuo Spirito, Padre, perché siamo luce, luce per questo mondo. Ravvivaci i nostri cuori, ravvivaci la nostra anima, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Però so che presto cadranno. Se tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. È il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Le mura di Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate, della mia liberazione. Testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Posso ascoltare il
So che mi chiami per camminare, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma fisso e consumato della mia fede. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumato. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumato della mia fede. Fissa l'eternità, fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo.
ricompensa. La mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei. Era fissa. Fissa l'eternità in me, Gesù. La ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia Fisso lo sguardo all'autore e consumatore della nostra fede. Noi viviamo un tempo in cui il mondo cerca di distruggere ciò che Dio ha creato in noi. La nostra fede, le circostanze in cui viviamo cercano di distruggere la nostra fede. Fisso lo sguardo nel consumatore e l'autore della nostra fede. Questa canzone che noi canteremo adesso dice: vieni, fai ancora una volta come hai fatto, come hai promesso in Gioele. Io voglio che tu aumenti la tua aspettativa su ciò che Dio farà questa sera in questo luogo. Io voglio che tu aumenti la tua fede su ciò che Dio può fare in questo luogo questa sera. Dio può fare un avvivamento in questo luogo. Dio può fare piovere la sua presenza su di noi. Dio può inondare questo luogo con la sua presenza. Io voglio che tu aumenti la tua aspettativa per ciò che Dio può fare in questo luogo. Non lasciare che le circostanze in cui stai vivendo, non lasciare che i momenti difficili che stai vivendo uccidano la tua fede. Io voglio che tu alzi il tuo sguardo verso Cristo, verso Gesù, verso i consumatori, autori della tua fede questa sera, e dici: io sono venuta per adorarti, Signore. Io sono qui per onorarti, per rendere adorazione. E che l'avvivamento possa succedere nella mia vita non domani, non dopodomani, non l'anno prossimo, ma che sia oggi, che sia adesso. Vieni e versa il tuo Spirito Santo su di me. Lo Spirito Santo di Dio è qui in questo luogo. Alza la tua aspettativa perché la presenza di Dio è qui. Non guardare questo gruppo di lode, non guardare ciò che sta succedendo, ma guarda l'autore e consumatore della tua fede. Alza la tua mano, alza, balla nella presenza di Dio, muoviti nella sua presenza. Non guardare il fratello che ha di fianco, ma renditi alla sua presenza. Spirito Santo,
questo luogo, riempi questa casa, Spirito, ti diamo libertà, ti diamo libertà, che scenda il tuo Spirito, vieni, riempi questo luogo, noi ti chiediamo, Dio, ti diamo libertà, che scenda. Oh, vieni fai ciò, vieni fai, compi ciò, ravviva, vieni fai, compi ciò, ravvivaci. Ai, Spirito, Spirito,
amar, te amar. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Ti faccio fare qualcosa di molto profetico. Eu so che tu Spirito Santo, tu sai che lo Spirito Santo è dentro di te. No, eu não voglio una risposta dicendo sì. Eu voglio sì. Lo Spirito Santo si muove dentro di me. Tu sai che lo Spirito Santo si muove dentro di te. Tu sai. Alza la tua mano. Lo Spirito Santo di Dio è qui. Io voglio che questa chiesa in questo momento si muova nel profetico, si muova per benedire, si muova per dichiarare, si muova per profetizzare. Io non voglio nessuno nel suo posto, io voglio che tu cominci a muoverti dentro questa chiesa. Io voglio che tu cominci a andare dalle persone e pregare per le persone e dichiarare. Lo Spirito Santo è in te. Prendi l'autorità dello Spirito Santo, abbraccia una persona e dichiara che il Signore è il Signore della sua vita e che il Signore può restaurare, può trasformare. Comincia a uscire. Autorità dello Spirito Santo sulla tua vita. Lo Spirito Santo che usa questo momento per dichiarare, per profetizzare. Lo Spirito Santo vuole muoverti dal tuo posto. Niente succede quando noi ci rimaniamo fermi. Niente succede quando il nostro ponte è un po' fisso, ma quando noi cominciamo a camminare nella presenza del Signore, quando noi cominciamo a dichiarare, quando noi cominciamo a usare la nostra voce profetica, il cielo si apre, la presenza di Dio riempie il luogo, la presenza di Dio riempie la casa. E questo che noi dichiariamo, Signore. Spirito Santo, esiste in mezzo a noi profeti del Signore e stanno camminando in questa nazione, e stanno camminando dentro questa chiesa, e stanno dichiarando la tua presenza, e stanno dichiarando che si muove lo Spirito Santo in nostro mezzo, rompi ogni barriera in questo momento, ogni cosa, Signore, che ci blocca lo Spirito Santo di muovere in mezzo a noi. Noi vogliamo, Signore, dichiarare guarigioni se c'è persone che sono malate in questo momento. Noi vogliamo dichiarare, Signore, trasformazione se ci sono persone che hanno bisogno, Signore. Noi vogliamo dichiarare, Signore, salvezza, Signore, un nuovo inizio, Signore, un nuovo percorso con te. Vieni oggi, vieni adesso, vieni oggi, vieni adesso, vieni oggi, vieni adesso. Sia adesso, vieni verso il tuo Spirito, sia oggi, sia adesso, vieni verso sia oggi, sia adesso, vieni verso sia oggi, sia adesso, vieni verso Spirito Santo, muoviti tra noi, muoviti tra noi. Che sia Eu credo nel potere di Dio, di una chiesa che si muove,
che non rimani ferma, che si muove, che si alzi, che dice sono pronto per la battaglia. Encontra-te, Signore, questa sera. Incontra il nostro cuore dove sono, la nostra mente dove sono. La tua presença. Que tempo precioso sempre é e sempre será um tempo precioso em esserti qua sotto la tua presença, nella tua casa, perché non c'è posto più bello di essere, perché non c'è un'altra persona più bella, più potente, più meravigliosa in adorare. Tu sei, Signore Gesù, il
il motivo di nostra adorazione. Tu sei la persona in cui noi adoriamo, perché non c'è un altro Dio oltre tu. Non ce ne sono nulla degna di adorazione. Sei tu, Gesù, il nostro Signore. Sei tu l'adorato in questa sera, nella nostra vita. Sei tu, Gesù, tu che hai tutti i governi sulle spalle. Sei tu, Gesù, che hai tutto il potere, tutta la potenza. Sei tu, Gesù. E questa chiesa in questa sera canta: vogliamo conoscerti di più. Perché sei una persona che quando entra in nostro cuore tutto cambia. Dove c'è tristezza, la tua parola dice che la tristezza salta di gioia davanti a te. Non c'è nulla, non esiste nulla che davanti a te rimane com'è. Tutto si cambia, tutto si trasforma. La vita distrutta si trasforma in una vita piena di obiettivi, piena di gioia, piena di grazia. Una famiglia che forse oggi è distrutta, ma davanti alla tua presenza, sotto la tua presenza, anche questo si trasforma. Non adesso in una famiglia distrutta, ma adesso un altare in questa società. Perché dove sei tu, Gesù, c'è vita, vita in abbondanza. Vita che non si finisce mai e non si finirà mai, perché tu hai tutto il potere, tutta la potenza. Quindi Gesù, ti diamo la nostra adorazione questa sera, ti consegniamo il nostro cuore e vieni, fa la tua abitazione nel nostro cuore, la tua casa nel nostro cuore. Fai la tua volontà. In nome di Gesù ti chiediamo. Alleluia. Amen. Wow. Amen. Applauso al Signore Gesù, perché Lui è buono. Bravi dei bravi, il bravo dei bravi, Dio dei Dii, Signore dei Signori. Lui è tutto. Amen. Glória a Gesù. Alleluia. Potete sedersi, dai, tranquilli. Adesso vado a vedere ogni faccia qua, come siete voi, vediamo di là, felici, siete tutti felici di qua, grazie a Dio. Bom, io voglio darvi qualche avviso. Il primo avviso di questa sera è il nostro in casa. Alleluia. Cos'è l'in casa? Solo per capire velocemente. In casa sarebbe una estensione del culto a Dio. È l'opportunità di quelli che abitano lontano avere lì una comunione con i fratelli e le sorelle, parlare sulla parola di Dio, adorare al Signore, ricevere la benedizione del Signore e passare un tempo meraviglioso. Adesso non qua soltanto, ma a casa, in queste case che sono qua: Castellazzano, Porto San Crassio, Saval, Bussolengo, Ronco Adige. Abbiamo 5 posti dove ci troviamo ogni 15 giorni per parlarci, per forse anche per piangere un po', raccontare le cose, le testimonianze. E sta essendo un tempo benedetto a tutti i fratelli che frequentano
questo tempo di lode, questo tempo di comunione. Amen? Se tu non fai ancora parte, non hai ancora partecipato, eccoci qua gli indirizzi di tutti, diciamo, nostro in casa. Amen? Qua ci sono anche i leader, parlare con qualcuno di loro, che loro vi spiegheranno tutto. Amen? Primo avviso, secondo avviso, adesso devo prendere un auxilio qua perché mi sono dimenticato. Secondo avviso, mamma mia. Sta arrivando! È sempre loro due qua che... Sta arrivando i biondi! Alleluia! Già, alleluia! E questo tempo, chi non ha ancora iscritto, non perdete più tempo. Fate la tua iscrizione oggi. Perché? Perché questo giorno, scrivete sulla memoria, questo tempo che si va lì dal 16 a 18, diciamo che sarà un tempo storico in questa nazione. Ah, stai scherzando? No, non sto scherzando, non sto, diciamo, forzando una espressione per fare l'iscrizione. No, sono convinto, il mio spirito, il mio cuore, che questi giorni sarà un giorno storico, non per la nostra chiesa soltanto. Sarà un tempo storico in questa città, sarà un tempo storico in questa nazione, perché quello che si pianterà là sarà una roba pazzesca, tremenda e molto spirituale. Amen? E guarda, chi conosce questa coppia di pastore? C'è un telefono che non è il mio, no? No, non è il mio. Non è il mio. Era, non è più. Amen? Scusate. Questa coppia di pastore, quello che staranno lì, loro staranno facendo anche staranno predicando nel Beyond. La pastora Amy e suo marito, il Vinícius Souza. E loro saranno qua in chiesa. Dov'è? Così mi piace. Non state attenti, state attenti ragazzi. Perciò sabato 17 ci sarà Beyond, va bene? 16, 17, 18. Quindi 17 sarà un sabato. Quindi non avremo il nostro culto adorarti sabato qua in chiesa. Si è spostato alla domenica, il 18, vero? Il 18 ci saranno qua il nostro culto adorarti domenica, non sabato, con questa coppia benedetta che ci porteranno sicuramente una parola spirituale e le benedizioni di Dio si verserà in questo giorno. Amen? Non dimenticate, non venite qua sabato 17 che sarà tutto chiuso, non ci sarà niente qua. Domenica 18. Alle stesse ore, alle 20. È quello che ho detto, 18. Se venite qua alle 8, alle 20, non ci sarà, stiamo quasi finendo. 16. Cosa ho detto? Cos'è? Lo so, 18, 6 di pomeriggio, 6 di sera, 6 di notte. Alle 6, 18. Amen? Alleluia, perché... eccolo là. Quasi uffa, adesso sto sudando qua. Amen. Buona festa della mamma. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Auguri. È da chiamare? Sono stato preso di sorpresa qui. Dopo parleranno su. Amen? Sai perché stai sorridendo così? Perché Dio ti piace, a Dio gli piace che ti veda con questo sorriso in faccia. A me a volte succede questa roba perché lui vuole.
Amém? Approfittando il tempo che state tanto contento per vedere la mia umiliazione qua davanti, metteteti in piedi che voglio adesso lasciarvi un versetto, perché voglio parlare di una cosa importantissima che sono le offerte, la decima al Signore Gesù. Amen? Il versetto c'è scritto nel libro di San Marco, capitolo 6, versetto 35. Dice così: essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Punto, fino lì. Cosa succede in nostra camminata? O solo succede con me? A volte ci troviamo in un tempo, diciamo così, grigio, dove le cose non vanno, passiamo un po' di prove e sembra che è arrivato alla fine, ci diventiamo disperati perché è finito i soldi, perché è finita la cosa, perché è finito tutto e adesso siamo in mezzo al deserto. Naturale, o só succede con me questa roba? È naturale che passiamo con questa roba, su questo problema, però non è normale che non abbiamo fede. Perché cosa è successo in questo tempo qui? C'era da lì 5.000 uomini, più le donne, più i bambini, sicuramente più di 10.000 persone. I discepoli di Gesù hanno visto tutta quella moltitudine e ha detto al proprio Signore Gesù: guarda Signore Gesù, fa tardi, mandi via questa gente, perché quando arrivano in mezzo cammino compra qualcosa da mangiare. I discepoli erano preoccupati con cosa da mangiare a quello popolo. Anche loro erano preoccupati. E cosa ha fatto Gesù? Questa storia tutti le conoscono. È la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. E Gesù, vedendo questa preoccupazione, cosa fa lui? Lui dice così ai suoi discepoli, per provargli: date voi da mangiare. Mamma mia, ma non abbiamo nada, Signore, abbiamo qua 200 denari, non è abbastanza per comprare da mangiare per questo popolo. E dopo lui domanda a loro: cosa avete voi in mano? Abbiamo qua un po' di pane, un po' di pesce, 5 pani, 2 pesci, tutte le conosco alla fine, che ha fatto la moltiplicazione. Lui ha partito i pani, dato grazie a Dio, e dopo è venuta la moltiplicazione. Quello più di 10.000 persone l'hanno mangiato tanto, l'hanno riempito, hanno uscito da lì con una pancetta così piccolina, di tanto che hanno mangiato. Però il sorprendente viene dopo. Ci avanza, c'è di resto 12, come si dice, vassoio, ceste, 12 ceste di pane e di pesce. Dopo che tutti hanno mangiato, c'è lì il resto di 12 ceste. Sai qual è il messaggio? Guarda, discepoli miei, non vi preoccupate, c'è un cesto ognuno di voi aí. Quindi fate la opera mia, fate con fede, che non vi mancherà nulla. E quando Dio dice, quando c'è scritto lì in Matteo capitolo 6 versetto 33, quando lui dice: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato. Quindi non avete paura, non vi preoccupate. Io so che quando siamo in mezzo alla tempesta viene sulla nostra mente questo tipo di preoccupazione, ma Gesù sta dicendo a noi questa sera: non vi preoccupate, perché quando pensate che non c'è più soluzione, ti darò un cesto pieno di pane e pesce. Non mancherà risorso mai a quelli che hanno il regno di Dio e cercano il regno di Dio come prima cosa in suo cuore. Cosa vorrei dire
a tutti quanti. Mettete il vostro cuore nell'opera di Dio. Quando fai un'offerta, quando porta tu la decima del Signore, fai per il regno di Dio, con amore a Dio. Non ti mancherà nulla, mai ti mancherà qualcosa da mangiare o qualcosa che hai bisogno. Questo che dice non sono io, non è nessuno di loro, è il proprio Gesù sulla scrittura sacra. Amen? Quindi se hai ancora un pezzettino di paura, di preoccupazione, se hai ancora un pezzettino di dubbio, ma i soldi, chiesa, Dio non ha bisogno di soldi. Non è così. Metti il tuo cuore davanti alla presenza di Dio e chiedi a Lui che ti riveli la verità, che lo Spirito Santo fatti vedere la sua volontà su questo discorso. Sicuramente Lui si schiarirà, così chiarirà tutte le cose, perché Lui è Dio e ti ama come un figlio perché sei figlio. Amen? Tuo padre, tua mamma, quando eri bambini, quando eri un bambino, per acaso con tutto quello che hai chiesto a tua mamma e a tuo papà, loro non hanno fatto? O un giorno hai chiesto un pezzo di pane al tuo papà, un pezzo di un bicchiere di latte, lui ti ha dato pietra da mangiare, ti ha dato un piatto pieno di erba? No, ti ha dato il meglio, non è vero? Adesso cosa non farà Dio? Che c'è tutto il potere, che c'è un amore che noi a volte non lo capiamo. Amen? Preghiamo? Amen? Mettiamo il nostro cuore davanti a Dio, diamo un'offerta bella al Signore Gesù come un modo di adorazione a Lui. Amen, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti in questo momento perché fino adesso abbiamo sentito la tua presenza meravigliosa e questo non c'è soldi che lo paghi, perché la tua presenza è la cosa più bella che possiamo sentire, quello che riempie il nostro cuore, Signore. È meraviglioso essere qui in questa casa con i miei fratelli, con le mie sorelle. È meraviglioso essere qua con la gente che cerca lo stesso obiettivo, Signore, che è la tua presenza. Io voglio chiederti, Signore, guarda il tuo popolo che è qua questa notte, benedice ognuno di noi questa sera, Signore, in nome di Gesù. Apre le finestre del cielo e versa sul tuo popolo la tua benedizione, Signore, in nome di Gesù, e che il nostro cuore, Signore, non sia un cuore attaccato alle cose materiali, non sia attaccato alle soldi, perché questo a volte non ci fa bene, Signore, ma che il nostro cuore sia attaccato a Te, Signore, che sia attaccato al tuo spirito, che sia ogni volta più vicino da te, Signore, perché tu sei tutto quello che vogliamo. Nostro cuore è quello che ti vuole, Signore, perché tu sei la persona più meravigliosa di questa terra, dei cieli, tutto che c'è, Signore. Tu sei il nostro Dio e con questa offerta, con la decima, vogliamo dire: tu sei il nostro Signore e siamo tranquilli che nulla ci mancherà, per la gloria del tuo santo nome, in nome di Gesù. Amen.
fuoco e gloria nella chiesa, mille gradi di unzione, mille gradi di unzione, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, alleluia. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli sempre io ti loderò, anche se siamo in guerra, celebrerò la mia vittoria, io ti loderò, su tutta la terra, un nuovo canto si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dai, di meraviglie, loderò, io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere, e quanto più il tempo passa, io voglio vedere, il fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù, fuoco e gloria nella chiesa, mille gradi di unzione, mille gradi di unzione, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, La festa salirà e la tua gloria si sentirà un nuovo suono di alleluia, il suono della festa salirà e la tua gloria si sentirà un nuovo suono, di alleluia. il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, alleluia. Pace, pace del Signore a tutti quanti. Amen, gloria a Dio per tutto quello che ha già fatto fino a questo momento, in questo culto. Però voglio invitarvi, per piacere, a alzarvi in piedi un attimino. Prima è stato passato un banner contro la mia volontà, ma va bene, dopo penseremo a mettere in disciplina i ragazzi della regia. Intanto proseguiamo il culto. Il banner della festa della mamma, se potete rimetterlo qua un attimino. Domani è la festa della mamma e questa sera noi vogliamo omaggiare tutte le mamme che sono presenti in sala, quindi io voglio invitare tutte le mamme, le mammine o le future mamme, perché no, a salire qua sul pulpito, per piacere. Tutte le mamme, tutte le mamme, tutte le mamme. Il tempo che ci mettete a salire non diminuirà il tempo della predica, quindi sta a voi se il culto finirà alle 10:30, alle 11 o a mezzanotte. Quante mamme che ci sono oggi? Tutte le mamme, tutte le mamme, tutte le mamme, altre mamme. Mamma mia.
Mamma mia proprio. Quante mamme. Praticamente tutte le donne che abbiamo in chiesa sono mamme quasi. Amen, non so neanche più dove stare adesso, io penso che devo scendere da qua. Ai ai ai, amen. Allora vogliamo omaggiare le mamme con un piccolo regalino, ma vorrei che poteste tutte quante voi in particolar modo rileggere questo versetto che troviamo su questo banner, che troveremo anche sugli omaggi che stanno per passare, Proverbi 31, 26. E questo è un versetto riferito proprio alle mamme, che dice così: parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Questo è il versetto che noi troviamo su questo banner, che potete rimettere il banner, il versetto è già lì sopra, grazie mille. 2 mesi di disciplina, ogni cosa che sbagliate questa sera, un mese in più di disciplina dalla regia. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Questo è il ruolo della mamma e per questo motivo la mamma è una persona così speciale per la vita dei propri figli, per la vita dei propri cari, perché siete le persone, non siete persone, siete le persone che Dio ha scelto, che Dio ha istituito per dare consigli pieni di sapienza e pieni di bontà per la crescita dei propri figli. Una cosa che a me piace tantissimo è che questo proverbio in particolare è stato scritto da un re, il re Lemuel, ma è stato scritto perché sono parole di sua madre. Il primo versetto di questo proverbio dice proprio che sono consigli che la madre del re Lemuel ha dato a lui. Sono consigli che hanno fatto diventare un figlio re. E questo è quello che Dio vi chiama a fare oggi. Far diventare i vostri figli i prossimi re, le prossime regine, persone che prendano veramente questo ruolo che Dio ha dato ad ognuno di noi, essere grandi su questa terra, grandi di spirito, grandi per il regno di Dio, grandi per Gesù, che voi possiate compiere appieno questo ruolo portando sapienza e bontà nelle vostre case e nelle vite dei vostri figli. Amen. Finché vengono consegnati i regalini, io chiedo a tutta la Chiesa se possiamo alzare le nostre mani verso di loro e pregare insieme per benedire le loro vite. Amen. Le vite di chi è già mamma, le vite di chi è neomamma e le vite di chi è una futura mamma. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, mettiamo davanti a te questa sera, Signore, in occasione di questa festività, la vita di ogni mamma presente in questo luogo e per fede, Signore, la vita di ogni mamma di questa Chiesa, anche coloro che oggi non possono essere presenti. Ti chiediamo, Signore, che tu possa concedergli perseveranza in questo ruolo, costanza, pazienza verso i loro figli, verso la chiamata che tu gli hai dato, che tu ogni giorno possa riempirli di parole di saggezza, parole di sapienza, che ogni giorno possa riempirle di bontà, Signore, che ogni giorno possa riempirle dell'amore che tu hai per i tuoi figli e che oggi hai messo loro affinché questo amore possa essere trasmesso. Nel nome di Gesù, Signore, mettiamo ogni mamma nelle tue mani, custodiscila, abbracciala, consolala nei momenti difficili e di difficoltà, rinforzala quando ne ha bisogno, che possa essere quella mamma che cambia una generazione, che fa crescere re e regine dei tempi futuri. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Pace a tutti, shalom, mi sento dire shalom. E come adesso che siamo riempito questo pulpito per il giorno della mamma domani,
E non dimentichiamo che la donna è qua vicino a me, la mamma dei 2 figli splendido. A volte gli dico loro, guarda, prestami vostra madre che le chiamo mai spirituale, perché a volte non mi sento chiamarlo nome. E i miei figli mi dicono, ma mamma perché li chiami mai spirituale? Dico, è la mia mamma spirituale, perché Dio l'ha fatto essere mamma della Chiesa, mamma delle nazioni. Lei, nonostante è piccola, uno può vedere e dice è piccola, ma Dio l'ha fatto essere nostra mamma. È mamma naturale di Benjamin, Liam, è mamma spirituale nostro, è la mamma di sua mamma, perché Dio quando alza, anche se una persona è piccola, li alza perché noi lo vediamo con l'occhio spirituale, è nostra mamma. E noi tutti nella chiesa li emoziona. Diamo gli auguri alla mamma spirituale. Auguri mai spirituale. E dove noi prendiamo l'esempio di nostra casa. Io sono i primi che li vedo, che sono più grandi di lei dell'età, ma li prendo esempio di lei in questo pulpito. Quindi è nostra mamma spirituale. Lotta tutto per noi in questa chiesa, perché Dio l'ha alzato. E io chiedo a tutta la chiesa, chiudiamo i nostri occhi e preghiamo per lei. Padre, in nome di Gesù Cristo, questo momento che siamo uniti nel tuo nome, per ringraziarti perché hai dato questa donna spettacolare per essere nostra madre. E noi ti ringraziamo perché non è facile essere mamma di nazione, però lei è riempito per essere nostra mamma. E noi ti ringraziamo questo momento. Tutto io con le mie sorelle e i miei fratelli ti chiediamo, proteggila di tutto il male di questo mondo, dalla tutto quella sapienza che noi possiamo nutrire di lei, proteggila la sua casa, la sua famiglia naturale, i suoi figli naturali, che noi che possiamo vedere nel nostro occhio, vederla, che lei è piccola ma lei è grande perché te l'hai riempita, che noi possiamo vedere esempio della mamma. In nome di Gesù Cristo, papà, noi ti ringraziamo, proteggila lei con il paese spirituale che lei deve, perché io ho ancora nel cuore questa chiesa è di nazioni, non è solo di una nazione. Quindi papà, io ti ringrazio insieme con i miei fratelli e le mie sorelle. Grazie Padre, proteggi nostra madre spirituale, mai spirituale Andrea. Auguri mai spirituale, grazie. Quando piango sono brutta. Grazie mille. Amen. Potete sedervi? Bene. Amen. Signore Gesù, in questo momento, dopo questi festeggiamenti, queste celebrazioni, vogliamo metterci in un momento di concentrazione, di serietà per ascoltare la tua parola. Per questo io ti chiedo, Signore, che questa sera ogni orecchio possa essere attento a quello che tu vuoi ministrare, che ogni mente, che ogni cuore possa essere aperta verso il seme che tu vuoi lanciare dentro di noi.
Benedici, Signore, la tua Chiesa, che attraverso questa parola tu possa mettere in noi una coscienza, una certezza, una fede, Signore, che deriva dalla tua stessa parola. Per questo io ti prego e noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, nelle scorse settimane abbiamo parlato di un argomento, siamo in mezzo, all'interno di una serie di predicazioni basate su un unico testo della Bibbia, che è il secondo libro di Re, al capitolo 2, che adesso non leggeremo perché è un capitolo un po' lungo da leggere e non voglio concentrarmi su questo, ma per chi si ricorda, per chi è stato qua queste settimane già lo sa, per chi non se lo ricorda facciamo un breve refresh, non so come si dice, un breve riassunto, grazie mille, mamma mia, vedi, molto bene. Un breve riassunto. Stiamo parlando di questo testo in cui ci sono questi due profeti, Elia e Eliseo. Elia è il profeta di Israele, Eliseo è la persona che Dio aveva già nominato per essere il suo successore, ma vediamo che Eliseo non è ancora pronto per prendere l'incarico di Elia, per diventare lui il profeta in Israele. E poco prima che Elia venga rapito in cielo, come molti di voi già sanno, Elia non è mai morto, ma è stato rapito in cielo su un carro di fuoco. Eliseo insieme a Elia ha dovuto passare per quello che noi abbiamo chiamato un processo affinché potesse ricevere questa eredità di Elia, potesse diventare veramente il successore di Elia. E questo processo passa da diverse tappe, passa da diversi momenti. Abbiamo visto che queste tappe, questi momenti sono tappe che il testo ci indica con nomi di città. Elia e Eliseo prima vanno a Gilgal, poi vanno a Betel, poi vanno a Gerico, poi vanno al fiume Giordano, fino al momento in cui avviene questa successione da Elia a Eliseo come profeta di Israele. E abbiamo definito che ognuna di queste città è una tappa anche per i nostri processi, perché ognuno di noi passa da questo processo e abbiamo detto che il processo è individuale, il processo è soggettivo, non c'è un processo uguale l'uno all'altro, ma esistono delle tappe che sono uguali nei processi delle vite di ognuno di noi, indipendentemente di che processo si parli. Abbiamo detto che qualcuno vive il processo quando sta conoscendo Gesù per la prima volta, è nel cammino, è su questa strada per conoscere Gesù e è il processo di conversione. Abbiamo detto che ci sono persone già convertite che vivono processi di cambiamento, di trasformazione personale, cambiamento di attitudini, di carattere, e ci sono ancora persone come similmente Eliseo che vivono processi perché possano essere rafforzate spiritualmente, perché Gesù ci ha promesso di fare le cose che Lui ha fatto e di farne anche di maggiori, no? Però in molti di noi non riescono a vivere questa promessa, non riescono a fare quelle cose che Gesù ha fatte, non riescono a fare i miracoli di Gesù, le guarigioni di Gesù, le prediche di Gesù, ma Gesù ci ha promesso che noi avremmo fatto le stesse cose e anche di maggiori. E non credo che Gesù ci stesse prendendo in giro, no? Secondo me non ci stava prendendo in giro. Penso veramente che possiamo fare tutto questo e se ancora non abbiamo vissuto questo nella nostra vita dobbiamo passare come Eliseo per un processo per ricevere questa potenza dello Spirito Santo. Quindi indipendentemente dal processo che stiamo passando, che passeremo, ci sono queste tappe in quello di ognuno di noi. La prima tappa che abbiamo visto è Gilgal. Abbiamo detto che Gilgal è la città che rappresenta il nuovo inizio, è stato il nuovo inizio più volte per il popolo di Israele, la città di Gilgal. E il nostro processo parte giustamente da un nuovo inizio, parte da una nuova strada che noi percorriamo. E questa strada noi la percorriamo, questo nuovo inizio esiste quando noi ci rendiamo conto che abbiamo la necessità di vivere qualcosa di nuovo. Quando noi ci rendiamo conto, ad esempio, che la nostra vita senza Gesù è vuota, quando noi ci rendiamo conto che siamo peccatori e che dobbiamo vivere un pentimento, un ravvedimento, o quando noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa nel nostro carattere, nel nostro temperamento, nelle nostre attitudini che deve essere cambiato. Deve essere cambiato per conservare le nostre amicizie, le nostre relazioni, il nostro matrimonio, il rapporto con i nostri figli o con i genitori.
Quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un cambiamento, passiamo per Gilgal. Quello è il nuovo inizio, il rendersi conto di una nostra mancanza. E anche quando ci rendiamo conto che veramente potremmo fare di più per l'opera di Dio, potremmo essere usati di più da Dio, quando ci rendiamo conto di questo, noi passiamo per Gilgal, per entrare sulla strada della potenza spirituale. Il nuovo inizio è la prima tappa di ogni processo, di qualsiasi di noi, indipendentemente che sia individuale o soggettivo. La seconda tappa, quando cominciamo questa strada, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di questo cambiamento, di questa novità, la seconda tappa per cui sono passati Elia e Eliseo è la città di Betel. E abbiamo identificato nella città di Betel attraverso un testo che la vede protagonista nel libro di Genesi, un testo che ci parla di Giacobbe, che Betel è la città del patto. Lì Giacobbe fece un patto con Dio, non Dio fece un patto con Giacobbe, ci fu anche quello in realtà, ma Betel non è la città del patto che Dio fa con Giacobbe, è la città in cui Giacobbe, in cui l'uomo, in cui noi facciamo un patto con Dio, un patto di fedeltà. Abbiamo visto che Giacobbe ha detto: se Dio farà, lui sarà il mio Dio, il Signore sarà il mio Dio. È un patto di adorazione spirituale, di consegna spirituale. Abbiamo visto che lì Giacobbe costruì un altare in cui poi adorò Dio. È un patto di consegna materiale. Abbiamo visto che lì Giacobbe disse: io darò a Dio la 10ª di ogni cosa. E abbiamo parlato, per chi c'era la settimana scorsa, a lungo anche su questo discorso di 10ª, un discorso di cui io non parlo quasi mai. Forse però per questo oggi ci sono la metà delle persone della settimana scorsa, perché abbiamo intrapreso il discorso delle idee, ma sto scherzando. Ma abbiamo parlato di decima, abbiamo parlato di questa consegna materiale, okay, che è importante quanto quella spirituale. Abbiamo visto quanto è rilevante nel mondo spirituale, quanto è rilevante agli occhi di Dio. Bene, questo è il riassunto di quello che abbiamo visto fino adesso. Tu che hai vissuto tutti i culti fino ad oggi, li hai visti, non ti sei perso niente. Te che magari sei mancato a qualcuno di questi culti, voglio darti una buona notizia: abbiamo un canale di YouTube in cui ci sono tutte le live dei nostri culti, ci sono anche le predicazioni separate, tagliate dalla live. Se vuoi andare ad ascoltare queste predicazioni di queste 2 settimane che magari ti sei perso, anche altre in passato, sono sicuro che saranno molto edificanti per la tua vita, che saranno una benedizione per te. Non perché sto predicando io, assolutamente. Se tu pensi che io posso darti qualcosa, stai sbagliando. Io non posso assolutamente darti niente, ma se tu credi che sia lo Spirito Santo che parli in questa chiesa attraverso di me, attraverso la pastora Andrea, attraverso Giacomo, attraverso Gilson, tutti coloro che ministrano su questo pulpito, se credi che sia lo Spirito Santo a parlare in questa chiesa, sono sicuro che sarai edificato e benedetto da tutto il materiale che trovi anche sul nostro canale di YouTube. Bene, la terza città finalmente è la città di Gerico. Elia e Eliseo prima vanno a Gilgal, poi vanno a Betel, poi vanno a Gerico. E che cosa rappresenta, che cosa significa per noi oggi la città di Gerico? Noi vediamo questa città apparire molte volte nel corso della Bibbia. Nel Nuovo Testamento ci sono alcuni degli avvenimenti più belli probabilmente che noi troviamo nei Vangeli. È alle porte di Gerico che Gesù fa quella bellissima guarigione del cieco Bartimeo. È nella città di Gerico in cui vediamo la conversione del capo dei pubblicani, Zaccheo. Quindi Gerico è una città molto citata nella Bibbia, ma noi non possiamo prendere queste città a riferimento per questi episodi, a riferimento per la parola di oggi. Perché? Perché stiamo cercando, e questo è un consiglio, no? Anche per tutti coloro che vogliono magari entrare, soprattutto per chi vuole entrare nel mondo della predicazione, ma in generale per tutti coloro che vogliono ricevere rivelazioni dalla Bibbia, perché sappiamo che la Bibbia è un libro che può rivelarci molto, no? È un libro reale, è un libro vivo, è un libro attuale. Scherzando si dice che la Bibbia è più attuale del giornale di domani, no? Ma è anche un libro che bisogna sapere come leggerlo per ricevere certe rivelazioni. La Bibbia può diventare anche un libro pericoloso.
non voglio che mi guardiate con una faccia tipo questo è un pastore eretico, no? Ma la Bibbia può diventare un libro pericoloso. Se noi ci ricordiamo quando Gesù è stato tentato da Satana nel deserto, Satana faceva le sue tentazioni usando versetti della Bibbia. Satana prendeva un versetto biblico e diceva: Gesù, buttati giù da questo palazzo, perché c'è scritto nella Bibbia che Dio manderà i tuoi angeli a soccorrerti. E Gesù gli risponde dicendo: guarda Satana, che c'è scritto anche, non tenterai il Signore tuo Dio. Quindi Satana prendeva la Bibbia, prendeva un versetto della Bibbia, lo decontestualizzava, non so neanche se esiste questa parola, lo toglieva dal contesto e buttava questo versetto lì cercando di dare una rivelazione a Gesù, no? Gesù, che ovviamente conosce la Bibbia anche più di Satana, in quanto lui stesso è la parola, ha saputo rispondere. Ma per questo dico che la Bibbia può essere un libro anche pericoloso, perché se noi prendiamo un versetto biblico qua e là, possiamo dire qualsiasi cosa, possiamo far dire qualsiasi cosa alla Bibbia, e noi non possiamo comportarci in questo modo con la scrittura. Quindi quando noi ricerchiamo una rivelazione, una parola per i nostri cuori, o quando ricerchiamo di fare una predicazione, di costruire una predicazione, quando ricerchiamo di costruire una dottrina biblica, in questi mesi, se vi ricordate, abbiamo costruito, tra virgolette, durante i culti, delle dottrine bibliche. La settimana scorsa abbiamo costruito una dottrina delle decime, non l'abbiamo fatto prendendo un versetto, l'abbiamo fatto prendendo diversi versetti, dandogli un contesto nell'Antico, nel Nuovo Testamento. In questo modo si può ricercare una rivelazione, creare una dottrina nella Bibbia. L'abbiamo fatto qualche tempo fa parlando di adorazione, abbiamo costruito la dottrina dell'adorazione. Quindi per questo motivo non possiamo usare i testi del Nuovo Testamento in particolare per la parola di oggi. Perché? Perché Eliseo nel Nuovo Testamento non era ancora nato, no? Eliseo è vissuto centinaia di anni prima di Gesù. E quando noi abbiamo parlato di Gilgal, noi ci siamo basati su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo. Quando abbiamo parlato di Betel, ci siamo basati su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo. E quando parliamo di Gerico dobbiamo ugualmente basarci su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo, perché a Eliseo non gli interessa niente che a Gerico Bartimeo è stato curato. Eliseo non era vissuto, non lo può sapere. Non possiamo creare una dottrina o ricercare una rivelazione in questo senso. Quindi cos'è che è avvenuto di tanto importante a Gerico prima della nascita di Eliseo? L'abbiamo cantato prima, come prima lode di oggi, e forse è l'avvenimento più conosciuto di Gerico. È proprio la battaglia, la guerra che si è verificata a Gerico quando Giosuè è entrato nella terra promessa. E questa città, Gerico, ci parla di battaglia, perché quando noi viviamo un processo nella nostra vita, il processo comincia ad un nuovo inizio, comincia con la coscienza che c'è bisogno di questo processo, continua con una consegna da parte nostra totale a Dio, spirituale, materiale, una consegna totale a Dio, ma prima o poi, durante questo processo, arriva la battaglia, arriva la prova, arriva l'afflizione, e puoi stare sicuro che questo arriverà, puoi stare sicuro, puoi scrivertelo da qualche parte, prima o poi la difficoltà, la battaglia, Gerico arriverà nel corso di questo processo. E fratelli e sorelle, noi viviamo costantemente in una battaglia. In Efesini al capitolo 6, dal versetto 10 in avanti, l'Apostolo Paolo scrive: del resto fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Che cos'è il nostro combattimento? Noi viviamo una battaglia. Quando noi passiamo per un processo possiamo stare certi che la prova, la guerra, la battaglia arriverà. E contro chi è questa battaglia? Contro principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre. È contro di loro. E noi dobbiamo capire che ci sono vari strati
nel mondo in cui viviamo. C'è uno strato che è questo qua, terreno, terrestre, e poi c'è uno strato superiore che è uno strato spirituale. E in questo strato spirituale vivono gli angeli, non persone ma entità, chiamiamole così, che sono state istituite da Dio, sono ministri di Dio, sono ministri che benedicono la nostra vita, che proteggono la nostra vita, che consegnano le risposte delle nostre preghiere, fanno cose meravigliose per noi. E sono esseri molto potenti, molto più di noi. C'è scritto nella Bibbia che in una sola notte un solo angelo è riuscito a distruggere un esercito di più di 180.000 uomini. E se ce ne fossero stati ancora di più, se ne fossero stati più di 200.000, li avrebbe distrutti forse anche più di 200.000 e forse anche più di 1 milione. Sono esseri molto più potenti di noi. Ma come ci sono gli angeli, ci sono anche i demoni, questi principati, potestà e tutto il resto, che vivono in questa parte, in questo strato di mondo spirituale. E questi demoni cercano di ostacolare la nostra vita, di impedire che noi ci salviamo, di impedire le benedizioni della nostra vita, di impedire il piano soprattutto di Dio per la nostra vita. E in cima a questa lista di demoni ce n'è uno in particolare che abbiamo letto in questo testo, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Lui è il capo di tutti i demoni. La Bibbia lo chiama diavolo, a volte lo chiama Satana, a volte lo chiama Belzebù, ci sono altri nomi, Apollyon o Abaddon, vengono dati vari nomi a questa entità. È un angelo caduto dal cielo. Nell'Apocalisse c'è scritto che con la sua coda, quando è caduto, ha portato con sé 1/3 degli angeli del paradiso, che sono diventati tutti questi demoni che oggi impediscono la nostra gioia, la nostra benedizione, la nostra salvezza. Per questo motivo, cari fratelli e sorelle, noi non possiamo stare completamente tranquilli, perché se un angelo in una notte ha distrutto più di 180.000 uomini, un demone che è un angelo può fare lo stesso. Sono molto più forti di noi, molto più intelligenti, molto più sapienti di noi. E per questo motivo l'Apostolo Paolo continua la sua lettera nei versetti successivi del 13 in avanti, dicendoci in che modo noi dobbiamo combattere. Perché se noi pensiamo di sconfiggere Satana e i suoi scagnozzi con le nostre armi materiali, con le nostre armi fisiche, e non sto parlando di pistole o spade, sto parlando magari della nostra bravura, talento, intelligenza, saggezza. Se pensiamo che con le nostre abilità possiamo sconfiggerli, stiamo pensando sbagliato. Stiamo pensando completamente sbagliato. Per questo Paolo prosegue nella sua lettera dicendo: perciò, visto che abbiamo questo combattimento contro queste cose bruttissime, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. E di cosa è composta questa armatura di Dio? Della cintura della verità, della corazza, della giustizia, dei calzari, delle scarpe, che sono lo zelo per il Vangelo della pace. Poi troviamo lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E nonostante abbiamo tutta questa armatura qua, ancora Paolo non si ferma e ci dice: nonostante avete tutta questa armatura, dovete fare anche altre cose. Prima cosa, pregare in ogni tempo, versetto 18. Seconda cosa, vegliare con ogni perseveranza. Ci sono tutta questa lista, tutto questo elenco di cose che noi dobbiamo fare per riuscire a combattere, a quantomeno alla pari con questi farabutti che vogliono il nostro male, con questi demoni, Satana e tutto il resto. Ma teoricamente noi non dovremo preoccuparci più di tanto di queste battaglie spirituali. Sapete perché? C'è scritto in Efesini al capitolo 1 che Dio ha messo dentro di noi, che siamo credenti, il sigillo dello Spirito Santo. Quando si parla di un sigillo, si parla di un qualcosa che ha più funzionalità. A me piace pensare al sigillo come
il tappo della marmellata, no? Sapete quei barattoli di marmellata che quando li aprite per la prima volta fanno quel rumore? Sapete? Quello lì è il sigillo. E a cosa serve questo sigillo? A non fare entrare dentro il barattolo l'aria, giusto? Allo stesso modo funziona il sigillo dello Spirito Santo. Questo sigillo non fa entrare le cose cattive dentro di noi. È così che funziona il sigillo dello Spirito. Quindi noi non ci dovremmo preoccupare di queste battaglie spirituali se siamo con Dio. Se siamo con Dio. Ma nonostante questo, nonostante non ci dovremmo teoricamente preoccupare, praticamente ci possiamo preoccupare. Perché esistono due tipi di battaglie che noi possiamo affrontare, due tipi di prove che noi possiamo affrontare. La prima battaglia è quella in cui noi stessi ci mettiamo, no? Noi stessi qualche volta ci mettiamo in una battaglia spirituale contro il nemico. Perché ci mettiamo in queste battaglie? Come facciamo a metterci in queste battaglie? Molto facile. Se non abbiamo Dio nella nostra vita, noi siamo perennemente in battaglia con questo nemico. Non abbiamo il sigillo dello Spirito Santo e quindi l'aria può continuare a entrare nel barattolo di marmellata. Un altro modo è quello di lasciare spazio al nemico. È quello di non avere il tappo chiuso molto bene. E in questo modo il nemico può entrare. Quando noi lasciamo spazio, quando noi lasciamo brecce nel nostro spirito, nel nostro cuore, noi permettiamo che il nemico possa entrare e combattere contro di noi. Ma c'è un altro modo in cui noi viviamo battaglie spirituali. La prima è quando noi ce le cerchiamo, diciamo così, lasciamo brecce o non abbiamo Dio nella nostra vita. Il secondo modo è quando Dio ci mette in queste battaglie, è quando Dio ci mette in queste prove. Perché, fratelli, chi è di Dio, c'è scritto nella prima lettera di Giovanni, il maligno non può toccarlo. Chi è di Dio il maligno non può toccarlo. Quindi, almeno che noi non lasciamo brecce, il nemico non può farci niente. Ma se Dio vuole, può provare la nostra fede. Se Dio vuole, può metterci in una battaglia. E quando lo fa, è sempre con un proposito. E sicuramente quando noi stiamo passando per un processo come questo, è Dio che ci mette nella battaglia, è Dio che ci mette nella prova. Ma la battaglia di Gerico in particolare ci insegna come vincere questa battaglia, perché vediamo che questa battaglia di Gerico inizia con Dio che si presenta a Giosuè e gli dà la tattica, la strategia, il modulo vincente per vincere la battaglia contro il nemico, contro Gerico. E questa stessa strategia è quella che noi possiamo usare nelle nostre battaglie, nelle nostre prove, nei nostri processi. Voglio leggere per questo insieme a voi Giosuè capitolo 6 dal versetto 2 al versetto 5, che è questa strategia che Dio lascia a Giosuè. Giosuè, capitolo 6, dal versetto 2 al 5, dice così: il Signore disse a Giosuè: vedi, guarda, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Questo era già definito da Dio. Io do nella tua mano Gerico, i suoi re e i suoi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta, e così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Amen. Questa è la tattica che Dio ha suggerito a Giosuè per conquistare la città di Gerico. Ricapitolando, per 7 volte, per 6 giorni fate un giro intorno alla città e il 7° giorno fate 7 giri.
Insieme a voi marcerà anche l'arca, che sarà l'arca dell'alleanza, che rappresentava la presenza di Dio, che sarà scortata dai sacerdoti che suoneranno le trombe. Il 7° giorno, quando suoneranno le trombe, voi lancerete un grido. Quando lancerete un grido, le mura di Gerico cadranno e voi entrerete dritti dentro la città e là conquisterete, vincerete la battaglia. In questo testo noi troviamo la strategia vincente contro le prove, le battaglie della nostra vita, le prove, le battaglie che viviamo nel nostro processo. E la prima parte di questa strategia era quella di marciare, ma non marciare semplicemente. Dio ha detto a Giosuè: per 6 giorni marciate intorno alla città, e il 7° giorno per 7 volte marciate intorno alla città. Secondo voi, pensiamoci un attimo, se loro non avessero marciato tutte quelle volte, in totale hanno fatto 13 giri intorno alla città, se non avessero marciato per 13 volte intorno alla città, Dio non sarebbe stato in grado di abbattere le mura di Gerico. Se avessero fatto 12 giri e mezzo, Dio non poteva buttare giù le mura. No, vero? Dio poteva buttare giù le mura anche senza nessun giro. Dio è in grado di fare qualsiasi cosa. Che cos'è che allora è servito marciare tutte quelle volte intorno alla città? Quella marcia era una marcia di perseveranza. Il primo modo, la prima cosa da fare per vincere le nostre battaglie, le nostre prove quotidiane è avere perseveranza, è avere costanza. Perché la perseveranza cambia il nostro cuore. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, nei primi versetti c'è scritto: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi nelle prove più svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, perseveranza. E la costanza compia pienamente l'opera su di voi, perché siete perfetti, completi, di nulla mancanti. Qui Giacomo, nella sua lettera, ci sta dicendo che la prova produce costanza. Allora, in che modo la prova può produrre costanza? Facciamo un ragionamento logico. In che modo la prova, la difficoltà può produrre costanza, può produrre perseveranza? Diciamo così: io entro in una prova, ok? La trovo difficile, esco dalla prova. Può produrre costanza, può produrre perseveranza questo? No. Allora Giacomo sta sbagliando, la prova non produce perseveranza. Che cos'è che produce perseveranza? Quando noi entriamo nella prova, la prova è difficile, ma continuiamo. La prova diventa più difficile, ma continuiamo. La prova continua a essere più difficile, ma continuiamo. La prova produce perseveranza, costanza, perché quello che esercitiamo dentro la prova è perseveranza. Non so se avete capito questo ragionamento. La prima cosa da fare per superare le nostre sfide quotidiane è quella di continuare ad andare avanti, è quella di continuare avendo perseveranza, è quella di continuare senza voltarsi indietro. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto: noi non siamo di quelli che tornano indietro alla loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per continuare, per andare avanti, per guadagnare la vita eterna. Quello che noi dobbiamo fare come prima cosa per vincere le nostre battaglie, le sfide quotidiane, è quella di perseverare. Perché la prova si produce perseveranza quando noi esercitiamo perseveranza. Penso che avete già sentito tutti quanti dire, no? O molti di voi hanno già sentito dire, che è un esempio molto usato: ho chiesto a Dio pazienza, e che cosa ha fatto Dio? Mi ha dato pazienza? No, mi ha messo in situazioni che provavano la mia pazienza, e in questo modo ho ottenuto più pazienza. Perché? Perché ho esercitato pazienza. Allo stesso modo, quando noi esercitiamo perseveranza, otteniamo più perseveranza. Quindi il primo consiglio che ci viene dato da Dio per vincere la nostra battaglia è quello di perseverare. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Perché quando noi stiamo compiendo un processo, siate sicuri che la prova arriverà. Ma se quando arriva la prova noi torniamo indietro,
Se quando arriva la difficoltà noi non abbiamo forza per andare avanti, non abbiamo fede per andare avanti, tutto ciò che ci siamo proposti, tutta questa grande potenza spirituale che stavamo aspettando, questo cambiamento che stavamo aspettando, questo miglioramento, questo vivere in Cristo che volevamo tanto ardentemente, se noi torniamo indietro noi non lo otterremo e la prova arriverà e metterà a prova la nostra perseveranza. La seconda cosa che dobbiamo fare, Dio dice così: e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti, ovvero dobbiamo marciare, perseveranza, e insieme a noi deve venire l'arca del Signore, l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, come ho detto prima, rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Molto semplicemente qua Dio sta dicendo: vuoi superare la prova? Io devo essere con te. È qualcosa che ho detto già 2 settimane fa nella prima predica, ma avevo portato l'esempio di Mosè. Quando Mosè doveva partire da un luogo nel deserto per andare in un altro luogo insieme a tutto il popolo, Dio gli ha detto: vai, prendi il tuo popolo e comincia a marciare. Ma Mosè sapeva che Dio era arrabbiato con il popolo, perché era appena successo una cosa bruttissima, e Mosè era molto preoccupato che Dio non andasse insieme a loro. Allora Mosè ha pregato Dio e ha detto: Dio, sappi una cosa, se tu non vieni con noi, se tu non ti muovi con il popolo, se non vedo la colonna di fuoco davanti a me finché cammino di notte, se di giorno non mi copre quella nuvola che tu metti sempre sopra di noi quando camminiamo nel deserto, io non partirò da qua. Se tu non sei con me, io non mi muovo. E questo è quello che anche noi dobbiamo fare e dobbiamo sapere: se Dio non è con noi, la prova non potrà essere vinta, la battaglia non potrà essere vinta. In Giovanni al capitolo 15 Gesù è molto chiaro dicendo: ragazzi, voi senza di me non potete fare niente, non potete fare nulla. Volete riuscire in qualcosa? Io devo essere con voi. E qui Dio sta dando questo ulteriore consiglio a Giosuè, che è un consiglio per tutti quanti noi. Vuoi superare la prova, vuoi vincere la battaglia, devi portarmi insieme a te. Portare Dio con noi significa avere una vita di intimità con Dio, creare una vita di intimità con Dio. Se tu dici Dio è con me, ma non preghi, se tu dici Dio è con me, ma non leggi la parola, non mediti sulla parola, se tu dici Dio è con me, ma non vivi la comunione con la Chiesa, se tu dici Dio è con me, ma non hai un minimo di intimità con Lui, come potrà Dio essere con te? Se noi vogliamo superare la battaglia, Dio deve essere con noi, e perché Lui sia con noi dobbiamo ricercare l'intimità con Lui. Un altro suggerimento, taglio un po' perché è già un po' tardi, ma un altro suggerimento che ci viene dato per superare le nostre battaglie, per vincere le prove della nostra vita. Prosegue il testo dicendo: e avverrà che quando i sacerdoti suoneranno il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grande grido. Qui esplicitamente non lo dice, ma se noi andiamo avanti con i versetti vediamo che poi Giosuè questi consigli li rivolge a tutto il popolo, e Giosuè è molto chiaro quando prende questa parte dei consigli, perché dice: quando suonerà il corno tutti quanti insieme gridiamo, ok? Ma prima che il corno abbia suonato nessuno deve dire una parola, tutti zitti, non si deve sentire la voce di nessuno. Dobbiamo marciare per 13 volte intorno a sta città e non si deve sentire una parola. Adesso io mi chiedo, no? È una cosa che mi sono sempre posto questa domanda. Pensate a questa città, Gerico, era una città fortificata, 2 cinte di mura intorno alla città. La cinta interna aveva uno spessore superiore ai 3 metri, quella esterna di 2,5 metri, tra una cinta e l'altra era piena di pezzi di legno che univano le 2 cinte murarie. Era una città enorme e era costruita sopra una collina. Affinché qualcuno potesse attaccare la città doveva scalare praticamente una collina per arrivare fino là. Da lì sopra, da sopra le mura, le guardie di Gerico avevano un'ottima visuale, no? L'esercito di Gerico. Io mi immagino il popolo di Israele che per 13 volte fa il giro della città, ok? Secondo voi, in 7 giorni,
che hanno girato la città. Non c'è stato un soldato di Gerico che gli è venuto l'idea, ma quasi quasi gli lancio una freccia, quasi quasi gli lancio una lancia. Io penso che finché il popolo girava erano bombardati da sopra le mura in tutti i modi possibili, no? Penso che sia qualcosa di un raziocinio non tanto sbagliato, anche perché il popolo non poteva fare niente, doveva solo marciare in silenzio. Quelli di Gerico potevano anche uscire un po' dalla città se erano un po' lontani, e il popolo doveva marciare in silenzio. E sapete, questa è una cosa che mi attira molto, no? Perché questo silenzio, per quanto possa sembrare un silenzio profetico, per me più che un silenzio profetico è un silenzio che ha tutt'altro significato. Perché quanti di voi si sono già trovati in mezzo a una prova, a una battaglia nella vita? Possono alzare la mano chi si è già trovato davanti a una prova, davanti a una difficoltà? Bene, quanti di voi? No dai, non lo posso dire perché non voglio tirarmi l'ira di nessuno. Non serve alzare la mano. Ma quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno glorificato Dio? O quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno detto sì, vai, era proprio il proposito per cui sono entrato nel processo? O quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno preso il telefono, hanno chiamato gli amici in Brasile o da qualche altra parte, i parenti o i pastori, e hanno cominciato a lamentarsi della difficoltà che è arrivata nella loro vita? Sapete, questo stare in silenzio davanti alla prova, per me è un consiglio che Dio ci dà di non lamentarsi davanti alla prova. È un consiglio che Dio ci dà di dire: è arrivata la prova è per il tuo bene, è una prova della tua fede. Non serve che alzi il telefono, chiami la mamma, il papà, la sorella, il fratello, qualcun altro e cominci a dire: oh, non puoi credere a quello che mi è successo, mi stanno succedendo di tutti i colori. Non sto dicendo che sia sbagliato consigliarsi, soprattutto consigliarsi con persone che hanno una maturità cristiana, penso che sia la cosa ideale da fare. Ma io sto parlando proprio di lamentarsi, no? Lamentarsi esplicitamente di tutto quello che ci succede di brutto nella nostra vita. E sono sicuro che, come io mi sono già lamentato nella mia vita, anche se in pochi qua lo sanno, spero nessuno, ma molti altri si lamentano insieme a me. E quello che Dio ci dice di fare è non lamentarti. La prova è per il tuo bene, la prova è per un proposito, la prova finirà con la tua vittoria. E infatti quello che Dio ci dice è: quando i sacerdoti suoneranno il corno, tutto il popolo insieme, lì in quel momento lanci un grido. E non so se a voi sembra strano questo, ma in quel momento, quando i sacerdoti hanno suonato il corno, le trombe, le mura non erano crollate, le mura erano ancora in piedi, l'esercito nemico era ancora lì pronto a aspettarli. Eppure Dio dice: lanciate un grido, esultate, nonostante sia ancora tutto lì, nonostante la battaglia non sia vinta ai vostri occhi, potete già lanciare un grido. Io mi ricordo di un episodio, era il 1998, uno dei giorni più tristi forse nella vita di qualcuno, e per qualcuno intendo me e Alberto Peroni. È successo un giorno in quell'anno che molti di voi non sanno, ma si tratta di qualcosa a livello calcistico, una delle partite che fino ad oggi tutti quanti si ricordano, Inter-Juve. Io avevo 9 anni, ero a casa di amici dei miei genitori, ero l'unico interista, tutti juventini. A un certo punto, rigore per la Juventus. Uno di questi amici dei miei genitori, quando Del Piero si è messo per battere a rigore, ha detto: pronti a tirare un urlo? Quando Del Piero ha tirato il rigore e il portiere l'ha parata, io sono stato l'unico, figurati, un bambino così, sì!
e tutti quanti in silenzio che mi guardavano tristissimi. Vabbè, poi l'Inter ha perso, ma ingiustamente. Comunque, non stavamo parlando di questo. Quel giorno io ho capito che non bisogna tirare un urlo prima di aver visto la vittoria. Eppure Dio ci dice di fare il contrario. Dio ci dice: le mura non sono cadute, ma tu puoi già esultare. Dio ci dice: il nemico è ancora lì, ma tu puoi già gridare. Dio ti dice: la battaglia non è ancora vinta, ma sappi una cosa: se tu perseveri, se io sto camminando con te, se tu non hai passato tutto il tempo di questa battaglia lamentandoti, tu puoi già dare un grido di gloria, perché la battaglia è già vinta. E io mi rifaccio a quelle parole che Dio ha detto a Giosuè proprio all'inizio di questo discorso: guarda, oggi io do in mano tua il popolo di Gerico, il suo re, i suoi guerrieri. Questo è quello che oggi Dio promette anche a noi. La battaglia arriverà nel nostro processo. Questa è la terza tappa, è una tappa per cui tutti quanti noi prima o poi passeremo. Ma possiamo stare certi che se Dio è nel nostro mezzo, noi vinceremo questa battaglia. C'è un versetto molto conosciuto nella lettera ai Romani in cui c'è scritto che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Tu puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi perseverare, sì, ma puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi portare Dio con te, sì, e puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi passare una prova senza lamentarti. Devi farlo, è difficile ma devi farlo, ma se lo fai puoi già dare il tuo grido di vittoria, perché Dio ti darà vittoria in questa battaglia. Dio ti darà vittoria in questa prova, Dio ti darà vittoria in questa guerra. Credi questo nel nome di Gesù? Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? L'ultimo consiglio, l'ho già anticipato prima in realtà, ma questo è l'ultimo consiglio che ci viene dato in queste istruzioni vincenti che Dio dà a Giosuè. Dio dice così alla fine dell'ultimo versetto che abbiamo letto: tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé. Non c'è altro modo per superare la battaglia, non c'è altro modo che di superare la prova che non andando dritto davanti a noi. Non c'è altro modo. Se durante la difficoltà della battaglia, se durante la difficoltà della prova che stiamo passando, per quanto possa essere dura, per quanto possa essere difficile, noi cominciamo a tornare indietro o a voltarci da una parte a quell'altra, questa battaglia non sarà superata. Il processo non potrà essere compiuto. L'unico modo per riuscire ad arrivare alla fine di questa camminata, di questo processo, raggiungere la salvezza perché si sta proponendo questo, raggiungere un cambiamento perché si sta proponendo questo, o ricevere più potenza da parte dello Spirito perché si sta proponendo questo, è andare dritto davanti a sé senza voltarsi indietro, senza voltarsi né a destra né a sinistra. È continuare su questa strada, è continuare in questa battaglia, è perseverare con la certezza che se Dio è con noi, questa battaglia è già vinta nel nome di Gesù. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore, di questo tempo, di questa serata, di questa parola, Signore, per i nostri cuori, una parola nel quale, Signore, tu ci consigli come superare le difficoltà, le prove, le battaglie della nostra vita, quelle prove che noi affrontiamo quando siamo nel mezzo di questo processo. Ti chiedo, Signore, che questa parola possa
entrare nei nostri cuori, per darci sollievo quando non avremo possibilità, per fortificarci quando avremo questa difficoltà, questa battaglia, per consigliarci quando passeremo per questa prova. Che noi possiamo ricordarci in ogni momento che perseverare è la prima parola d'ordine che tu ci dai, che il camminare insieme a te e creare una vera intimità con te è qualcosa di imprescindibile che noi dobbiamo fare per vincere le prove, le battaglie della nostra vita. Che noi possiamo ricordarci in ogni momento che non dobbiamo aprire la nostra bocca per lamentarci, ma solo per glorificare te e il tuo nome, perché la battaglia è già vinta. Noi vogliamo credere questo, per fede noi lo sappiamo. Dacci la certezza di questo, provaci ancora una volta che tu sei il nostro Dio e in mezzo alla battaglia vieni in nostro soccorso, vieni in nostro aiuto, dacci la vittoria. Per questo noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Lui che ci fa superare la prova, non siamo noi. Lui è vittorioso. Puoi ripetere con me? Lui è vittorioso. Lui è vittorioso. In mezzo alla battaglia Lui è vittorioso. In mezzo alla prova Lui è vittorioso. Nella difficoltà Lui è vittorioso. In ogni tempo Lui è vittorioso. E io voglio invitarti a fare un grande applauso al nostro Dio che vince ogni difficoltà, che per noi vince ogni battaglia, che per noi vince la morte, che per noi, per me e per te è vittorioso in eterno. Gloria a Dio per questa serata meravigliosa. Il mio desiderio, e sono sicuro ancora di più il desiderio dello Spirito Santo, che tu possa uscire questa sera da questo luogo ripieno di Lui, trasformato con più certezza, con più fede, con la certezza che Lui è vittorioso e che se Lui è nella tua vita, ogni difficoltà che stai passando, ogni battaglia che passerai, ognuna di queste sarà vinta nel nome di Gesù. Amen. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni prima di finire questa serata. Non so se c'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana. Intanto mi chiedono premurosamente di ricordarvi che questa sera la cucina della chiesa che troverete là fuori è per le missioni e per il nostro dipartimento missionario. Oggi non è qua la nostra missionaria Sandra, ma la cucina di questa sera è per le missioni. Se vuoi prendere qualcosa da mangiare, passare un po' di tempo insieme, ci sono, per la gioia dei nostri fratelli e sorelle brasiliani, coxinha e risoles questa sera. Amen. E sai che questa tua offerta sarà devoluta al dipartimento di missioni. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Nessuno ha compiuto gli anni da sabato a sabato, è vero. Marco ha compiuto gli anni. Prego Marco. Bravissimo. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Nessuno? Molto bene. Amen. Puoi alzare la tua mano allora verso Marco per benedire la sua vita, benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a lui. Padre, nel nome di Gesù in questo momento mettiamo Marco, questo tuo figlio, davanti a te. Ti chiediamo, Signore, che questo nuovo anno che sta per vivere possa essere un anno pieno di gioia, un anno pieno di allegria, un anno pieno di realizzazioni che vengono da te, pieno delle benedizioni che vengono da te, pieno del tuo amore. Per questo noi ti preghiamo, Signore, che la tua presenza non venga mai a mancare nella sua vita e nella vita della sua casa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Torniamo seri. Se vuoi fare così anche tu con le tue mani per ricevere
anche noi la stessa benedizione che abbiamo desiderato sulla vita del nostro fratello Marco, chiedendo a Dio che la sua allegria, la sua gioia possa riempire la nostra settimana, che la sua pace, che la sua salute possa riempire i nostri giorni, che la sua presenza non venga mai a mancare nelle nostre case e nei nostri cuori, e che l'amore di Dio Padre e che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.